Rieccoci a Primo Si Te Pare, appuntamento di solito al mercoledì ma anche al lunedì. Da un paio di settimane stiamo facendo anche il lunedì questa trasmissione, ovviamente il motivo lo conoscete già, ci sono moltissime colleghi, moltissime televisioni che trattano questo tema, credo sia giusto informare la gente e soprattutto cercare di non uscire da casa, perché è la cosa più importante e ve lo farà e ve lo dirà di nuovo anche Zai in questo servizio. Andiamo a sentire. Partita aperta quella tra il presidente del Veneto Luca Zaia e il governo sul tema restrizioni. Il decreto, in scadenza il 25 marzo, lascia aperta al momento la ferma volontà di dialogo del presidente Zaia di aumentare l'inasprimento delle restrizioni e punta il dito sulle categorie commerciali ancora aperte anche durante il weekend e soprattutto sulle passeggiatine e attività sportive, valvola di sfogo ma possibile causa di contagi. La mia libertà finisce dove comincia la tua. Con queste parole Zaia ricorda a tutti i veneti che è inutile partire in solitaria e finire in gruppo le passeggiate, ma ancora più diretto torna a sottolineare, dati alla mano, che le attuali restrizioni non bastano. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita sta storia delle passeggiate, cioè la passeggiata non è un delitto. I cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta la distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso. Ecco, abbiamo sentito, c'era anche un'altra parte, lo lasciamo pure Dennis, perché c'era un'altra parte, doveva terminare, quando ridice di nuovo, mi sembra che vuole assolutamente i centri commerciali chiusi a sabato e la domenica. Se magari lo rimettiamo quel pezzettino finale, se mi siete di aiuto, perché è molto importante comunicarlo anche ai nostri telespettatori, quello che ha detto questa mattina il governatore, il presidente del Veneto Zaia. Contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Questi sono solo 2 esempi, però per me i centri commerciali e le rivendite la domenica vanno chiuse, insomma, siamo nati, siamo cresciuti con i negozi chiusi la domenica. Notizia di oggi: controlli avviati in tutte le grandi aziende per il rispetto delle norme preventive. Volevo far vedere l'ultimo passaggio che dice dobbiamo chiudere i centri commerciali la domenica, abbiamo vissuto per tanti anni senza i centri commerciali. Perché dico questo? Magari i centri commerciali si arrabbieranno, perché ovviamente sono oggi uno dei veicoli più strategicamente deleteri per contattare, per prendere quel purtroppo maledetto virus. Io avevo capito... Come? Avevo capito che fossero già chiusi i centri commerciali. No, lei parla di alimentari, allora, i supermercati, diceva i supermercati. Si può fare. Naturalmente il tema però... Fermo perché ho un altro collegamento, certo. Poi vengo da voi così concludiamo, anche perché abbiamo l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, dovremmo averla già collegata via Skype e andiamo a vedere, perché anche lì l'istruzione è un'altra tematica molto importante. Ovviamente si stanno usando delle strategie un po' diverse di insegnare i ragazzi. Buonasera assessore, grazie della sua disponibilità. Buonasera a voi. Grazie per quello che fate e serve ad informare i cittadini che stanno a casa. Ecco, la prima domanda che le faccio, ovviamente, si sta cambiando modo di istruire i ragazzi dall'università e anche a quelli delle scuole inferiori. Avete fatto un'idea, un piano di quanto andrà avanti questo modo, questo metodo, o vi siete fatti un'idea oppure ancora è tutto per aria? No, ancora non possiamo dire quando si rientrerà a scuola, stiamo anche attendendo che il Ministero si esprima, ma rispetto a dati scientifici, guai a noi se fosse una libera interpretazione. Devo dire che in questo senso dobbiamo tutti essere molto più obbedienti e meno disobbedienti civili in generale. Se le istituzioni ci dicono una cosa la dobbiamo fare. Ivi compreso il fatto che non si sappia quando rientrare a scuola. C'è però un dato. La scuola è il problema minore in tutta questa vicenda, perché gli insegnanti stanno facendo un lavoro egregio e straordinario, si sta usando la modalità a distanza soprattutto per le scuole superiori, e le scuole della formazione professionale hanno anticipato tutti.
si sta usando delle modalità di coinvolgimento anche dei poveri genitori, ovviamente quando parliamo delle scuole elementari, perché mica possiamo mettere un bambino con un cellulare o un tablet tutto il giorno in mano, e quindi ci sono altre modalità senza dover eccedere nel dare compiti, perché nessun genitore può sostituirsi a un insegnante. Dobbiamo pensare che potrebbe essere che si vada a scuola d'estate, potrebbe essere che questo anno straordinario, che certamente ha già avuto una deroga di legge, per cui non sono i 200 giorni a fare fede come validità dell'anno, ma ci saranno modalità diverse per poter fare in modo che i nostri ragazzi apprendano, perché questo è il problema principale, che non perdano conoscenza, non che non perdano l'anno. Ecco, allora se sarà così, adesso augurandoci che questa storia termini abbastanza presto, uso questo termine ma ho molti dubbi, i ragazzi, le domande che ci arrivano e ci chiedono, ma come finirà l'anno scolastico? Saremo tutti promossi? Come sarà? Vi siete già fatti un'idea o dovete ancora metterla al vaglio? Noi dobbiamo attendere le ragioni del Ministero e gli indirizzi del Ministero. Il Ministero ha già detto che l'anno sarà valido anche se non raggiunti i 200 giorni, che per legge sono invece il limite minimo. È evidente che il raggiungimento degli obiettivi del programma di studi dovrà essere legato a quello che il Ministero dirà, ovvero ridefinire gli obiettivi da raggiungere, rivedere l'anno prossimo rispetto alle classi che quest'anno non hanno portato a termine il programma, come riuscire a recuperare, ma comunque potrebbe anche esserci la grande probabilità, direi, di andare a scuola oltre la previsione della fine dell'anno scolastico che avevamo immaginato a settembre. Ecco, in tutto questo, Assessore, gli insegnanti, i docenti, visto che ce ne sono e ne mancano moltissimi nelle nostre scuole, in questo passaggio potranno prendere un posto di lavoro prima del termine dell'anno, se proseguirà, faccio un esempio a luglio, tanto per dare un tempo illimitato al nostro ragionamento, oppure le cose inizieranno dall'anno venturo? Ma questo dipende tutto dal Ministero, ma ciò che è in carico quest'anno porta a termine l'anno scolastico così come era iniziato, e quindi un insegnante che ha un incarico annuale lo porterà a termine rispetto alla fine dell'anno come se fosse stato normale, ecco, diciamo così. Quindi non si possono immaginare, non credo che si immagineranno entrate di ruolo diverse da quelle che erano già state programmate. Senta, l'ultima, poi la ringrazio, questo che sta succedendo cambierà qualcosa alla scuola? Perché io credo che cambierà qualcosa alla vita normale di tutti noi, ma la scuola cambierà qualcosa? Guardi, cambia il paradigma complessivamente di tutta la nostra vita, le relazioni sociali, economiche, finanziarie, e la scuola è un pezzo della società, quindi necessariamente dovrà adeguarsi. Si useranno strumentazioni anche innovative come sono state usate in questi giorni, non si dovrà comunque sostituire il rapporto tra insegnante e propri studenti, perché la vita di una comunità scolastica è fatta di relazioni vere, profonde, sono quelle che ti segnano la vita. Ecco, questo nemmeno questo orribile virus dovrà cambiare. Ecco, lo so perché le ho fatto questa domanda, perché il mio pensiero, che mi auguro sia sbagliato, ma potrebbe essere, vista la tecnologia, visto quello che sta succedendo ora, nel prossimo imminente futuro magari qualche universitario, qualcuno che deve raggiungere la laurea o che si trova distante da una città, fa tutto via Skype, via telematica e non avrà più il contatto con il professore. Potrà succedere questo secondo lei? Nel peggiore dei mondi possibili, sì, mi auguro di non doverlo vedere. Grazie Assessore, grazie alla sua disponibilità. Ecco, perché questa è una delle cose poi già dette, che io quando hanno detto noi facciamo i collegamenti via Skype con gli alunni, insegniamo via telematica, via tutto quello al web e via, ho detto è il primo passaggio involontario che arriverà, sì, che un ragazzo, faccio un esempio banale poi, che abita a Taranto, abita dove abita e vuole laurearsi in medicina, invece che venire a Padova, pagare un affitto, pagare le spese, viene una volta ogni tanto e fa i collegamenti, gli esami dalla... Beh, insomma, adesso non esatto. Comunque, diciamo così, le domande non ha questa paura. Le domande che tu poni sono molto interessanti, perché sono le domande che ci facciamo come cittadini.
uno degli aspetti di questa emergenza interessante è non ci sono più risposte certe. Noi eravamo abituati a dire domanda, risposta. Il politico, se non sapeva, faceva finta di sapere. Non si sa. Cosa succederà del nostro anno scolastico? Oggi non si sa. Bisogna accettare il limite. Non si sa. Si vedrà. Io reggo una piccola impresa culturale che è l'Orchestra di Padova del Veneto. Bloccato tutto, ho dovuto chiedere l'integrazione salariale per tutti i miei dipendenti, in 40 giorni di fermo abbiamo perso già 150.000 euro di entrate, che è l'8% del nostro fatturato annuo. Riprenderò in aprile? Credo di no, credo di no. Il Ministero sta pensando delle provvidenze anche per questo settore. Con i miei musicisti cercheremo da maggio in poi di restituire ai cittadini, ma dobbiamo inventare settimana per settimana, questo a maggior ragione per le imprese piccole e grandi. Certo. Quindi è una grande trasformazione. Oggi vediamo tutti gli aspetti negativi, naturalmente, i drammi. Io dico, stiamo a casa, sì, io ho il dovere di stare a casa, avendo la fortuna di essere un pensionato, la mia azienda è chiusa, quindi non posso fare niente, e sto a casa per quelli che invece non possono stare a casa, che non sono solo i medici e gli infermieri, sono le commesse, i magazzinieri, le imprese che fanno il trasporto. L'informazione. Ecco, l'informazione, anche la scuola può cambiare. A Padova abbiamo un'ottima università telematica retta dal professor Siviero, un grande ingegnere, architetto, progettista. Però il contatto, insomma, i medici non possono mica fare. Avremo vinto da vivere per vedere. Quindi certamente si può fare molto. Già ho qualche dubbio. Si può fare molto, ma attenzione, ci sono tanti problemi che riguardano. Però Giaretta, io credo, e ne vedremo se non succederà anche questo. Il futuro, figurarsi il futuro. Esatto. Andiamo a leggere i messaggi prima della pubblicità, perché ne arrivano moltissimi. Chiedo scusa, ovviamente avete visto il motivo per cui non li ho passati, però cercherò di passarli tutti. Ma allora le passeggiate si possono fare o no? Qui non è chiaro, no? È chiarissimo, poi lo spiegheremo. Andiamo avanti con i messaggi. Allora, se siamo il paese che ha il secondo numero di morti, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Andiamo nel terzo. Una domanda per il dottore, ma il virus rimane anche sugli oggetti o no? Andiamo all'ultimo della prima serie che passiamo. Ma perché alcune città hanno chiuso i parchi e altre no? Non si può fare tutti uguali, credo che abbiano chiuso i parchi in tutta Italia, credo. Per quanto riguarda la prima domanda, se si può fare le passeggiate o no, il governatore è stato molto chiaro: evitate di fare le passeggiate, perché possono essere ovviamente modo di contatto e basta essere vicino con uno asintomatico e può ovviamente contattarvi questo maledetto virus. Quindi il governo non ha dato questa indicazione, quindi le regioni non possono attuarlo, però il governatore dice a tutti, e tutti i governatori dicono rimanete a casa, perché non possono metterlo, ma hanno detto questo come legge, perché proverebbe un vabbè, insomma, avete capito, nei confronti dei cittadini. La risposta al telespettatore, Avruscio? Sì, ma per questo si consiglia di disinfettare anche la scrivania, i posti, eccetera, le maniglie, le mani, perché effettivamente il virus può rimanere, ma non è che rimane tanto tempo, come si diceva una settimana, 10 giorni ho sentito di tutto e di più, però insomma è buon uso effettivamente disinfettare le parti, anche gli oggetti che si usano, insomma. Ecco, Andiamo alla pubblicità.